Don Tommaso Pace arriva alla Chiesa della Santissima Trinità a Porto Empedocle in contrada Ciuccafo. Un momento molto importante quello di oggi, perché c'è l'incontro con la comunità parrocchiale che lei da quest'oggi inizierà a guidare. Ecco, quali sono le emozioni e essenzialmente Porto Empedocle, terra di frontiera anche sul punto di vista dell'immigrazione, ecco, quali sono i messaggi del suo percorso apostolico? Senza dubbio il Signore, tramite la chiamata del Vescovo, ha voluto sfidare grandemente la mia vita, giovane, ho solo 29 anni, perché da questo posto potesse partire un cammino nuovo per la mia vita e per questa comunità. Non ho altro da proporre se non il Vangelo, che è la via di promozione umana senza dubbio essenziale, e poi lì dal Vangelo partiremo con un cammino di fede che ci vedrà consapevolizzarci sempre di più dietro la sequela di Gesù, attenzionando intanto il territorio, le povertà del territorio, le esigenze e le domande degli uomini di questo tempo, in modo che possiamo fare incontrare e il territorio e le persone con il messaggio evangelico, per poter essere fedeli a Dio e all'uomo. Nel mio cuore personalmente in questo momento ci sono tanti stati d'animo, si alternano continuamente stati d'animo, quali gioia, trepidazione, domanda come sarà, ma sicuramente il Signore farà cose grandi, no? Perché di fatto è Lui che ci precede mediante questa chiamata del Vescovo. Ecco, il 3 ottobre è vicino, un anno dalla ricorrenza dal tragico episodio avvenuto vicino alle coste di Lampedusa, dove persero la vita 366 migranti. Ecco, magari nel suo percorso affronterete questa tematica, anche magari lei è molto giovane, ha 29 anni, ecco, magari affrontarla da un punto di vista dei ragazzi, come vedono questa tematica, sarà un argomento principale nelle vostre riunioni o anche durante le messe? Sì, intanto il mio programma pastorale, poi così molto semplice, avrà come mira le famiglie principalmente come cellule della Chiesa e della società, e i giovani. Mi occuperò proprio di loro in maniera piena e totalizzante. Poi con questa realtà, giovani e famiglie, andremo incontro all'altro. Lo stile dell'accoglienza deve sempre accompagnarci e non ci può mai abbandonare.